A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! Me dá! Não! A minha vez! Não é nada! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia!
Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. O Edgar Maróstica que você já conhece de uma forma que você nunca viu. Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver. Nosso site é responsivo, assim você acessa quando, onde e como quiser. Humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história? Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite! Ecco te che siamo arrivar, che piacere, che allegrezza, che vero gusto d'arrivare a casa vostra, n'altro filò italiano di riscominciare, no altri che siamo qua del Rio Grande do Sul, qua della Serra Gaúcha, qua de Serafina, e siamo qua in cantina. Serafina Correa, capitale nazionale dell'italiano. Noi parliamo la nostra vera e madre lingua, e la lingua italiana che è la mescolanza di tutti i dialetti che i nostri migranti che portano insieme in dotta con loro, vero? In cui abbiamo l'italiano, grafia, per imparare e per insegnare. Ecco, i nostri migranti, quanto noi abbiamo di ringraziarli finché vivemo e anche dopo morti, perché se non fosse stato per loro, non altri se saria mia qua. E neanche non si parlaria il nostro italiano. Allora ringraziare i migranti, bisnonni, tataranoni, nonni, nonna, papà e mamma, a tutti quei che non solo insegnarmi, ma mi ha dato il diritto di mantenere l'italiano, di parlarlo, di ascoltarlo. Ecco, perché tanta gente non ha più la sorte che noi altri abbiamo più. Perché tanta gente con sta vergogna di parlare l'italiano e di parlarlo male, gli diceva ai figli, non vuoi che ti te passi a vergogna e a paura che mi go passa. Allora gli voleva mia che i figli imparasse l'italiano. È ben così, non che siete altro. E i nostri migranti, quando si venisti, quanto il Brasile, credemelo in conscienza, si venisti in cerca di libertà. La libertà. Scoltettusi, scoltettose, nonno, nonna, famiglie, tutti gli altri che sia adesso intaccai con altri. Le cose che vi dico, le nette scette parlando dei nostri nonni, dei nostri avi, dei nostri antenati,
C'era gente ben poareta, come schiavi dei signori, in miserie pelagre, senza terra né futuro. Saremo qua in America proprio liberi, così come credemo da essere. E fanno un fagottin sotto i bracci, con queste 3 cose che aveva da poareti, i gas saltà su per il bastimento. I si arriva in queste parti qua del Rio Grande e sui tuparoni de sotere, è proprio vera, lavorando un tel suo. Questo era un orgoglio per cada pupà, per cada famiglia. Nessuno a comandarghe, presto i segafato siuri, paroni del suo, mangiando il pan col suo sudore, ma contenti, disposti, motivati, perché era liberi. Sì, tutti quanti, siamo in terra di libertà e tanto i ghetenia che neanche noi fa società con nessuno, per non perdere neanche niente, proprio così. E voleva la sua autonomia, il suo diritto di essere paroni, perché era stufi, era agri di essere comandai e di quel che fa ancora passare di più di metà ai governi e ai paroni de terre che loro era affitto. Fin superbi diversi se restai, ma paroni sì, de sotere, da sua casa, da sua famiglia, di fare quel che voleva loro e di quel che fa era suo. Piuttosto da vedere fioi, lavorando sotto gli altri, in core che comprea terre nuove, in recompensa ai fioi per chi scomincia a lavorare desde piccenini fioi, con 5, 6, 7 anni, i lavorava. Tutti quanti, nessuno si sta in drio, e che tocchi a lavorare, il papà e la mamma gli insegnò a lavorare. Ecco, entra questa cosa dell'America, che gli teneva di conto tutto quanto, ma di picchi si orgogliava proprio l'era ver libertà. Ignoranti e poareti, ma sani, liberi, coloni sì, ma liberi, e altri fioi di migranti, e altri nipoti, bisnipoti, altri che si devono vedermi adesso. Cosa feo per essere liberi? Che domanda questa del poro prete Giovan Leonir dall'Alba. Cose che noi altri parliamo qua che sono proprio vere che va a passare. Non sempre il nostro filò parliamo se noi siamo quel che siamo perché abbiamo passato diverse generazioni. Perso la vergogna. Ecco, persa del buon, in cui abbiamo orgoglio. Abbiamo Betto e Tobias, Pupà e Fiol, fa quel che vuole. E divento non sabe, no, de Garibaldi. Tutti e due, un de Bento e un de Garibaldi. Vabbè, ma non vuol dire, ieri qua da Serra Gauscia, qua na stianta andiamo a conoscere questi professionali della musica, perché non che filò senza allegria, senza belle sonate, senza la fisarmonica, il violino, ecco, violonetto, violonetto, adesso violonetto è il violonetto proprio. Cucagna di scuola dell'italiano stasera, anche sempre tocca insegnare un pochettino, tutti i martedì sera, cantiamo, ridemo, mangiamo, bevemo, si appassiamo, volemo ringraziare anche a Duramax, artefatti di concreto, dal Magro e dal Mas, a Herculano e Scicon che anche a loro, costruttore e incorporadora, e viene rento con altri anche a loro, va bene? In nome di Lojas Paludo, buonasera a tutti quanti. Black Friday, opa, Paludo, fine il giorno 30 di questo mese di novembre, 2 camisette per uomini a 119,90, bluse per donne a 100 reais, super desconto di 20-30 até 40% de desconto em peças selecionadas no Black Friday. Opa, é na Paludo. Paludo, sua moda, seu estilo. Próprio que si ta fate cliente a ti. Compre te roba, te resta esplosione, te via ben postà. Eita, non che sarà la roba che non vai ben partì, che non te vai a piacerghe e portarla via da Paludo. Va bene? Adilnet, provedor di accesso internet con tecnologia fibra ottica. La Migi Plus che garra son per tutte quante le bestie. Qualche bestia che ti te polvera a casa, la rason bisogna che venga da Migi Plus. Abbiamo bota super leve Baspan, il meglio stivale che sta in tel Brasil, un dei 10.000 prodotti distribuiti per la basso pancotto
per le agropecuarie. Vodka Raiska, la vodka che fa le meglio caipirinhe. Abbiamo anche la rete del postos Buffon. Abastecite un bel posto, ma pensate un posto di combustibile da Buffon, de Pide 94 Rio Grande Sul, Santa Catarina, 3 qua a Serafina, con te sai di Porto Alegre alla dritta, te catti Undri, ma anche l'altro, 2 Guinee là, no? Abbiamo la Pian Aliments, ração per can gatti e pesci con altissima qualità e alta conversione, modello Penei de Bento Gonçalves da famiglia Cecon, Penei nuovi, ti compri qua da modello Penei, proprio così, la mia vera gentil rigo, un struconasso lui che in a mettere su Penei nuovi là da modello che telefonare e detto, sono andato là a mettere su Penei nuovi, ecco, ristorante, lanceria portuguesa, mais ó bicho velho, e anche volemo ringraziare qua Polivalente, o supermercado che tem o conceito de ser o mercado da família de Santa Rosa, proprio così è qua, Serafina, supermercado Vitória. Ma mettiamo dentro quei che veniste per aiutarmi qua il filò. Veni rento, passerento, de che l'è Marinho, Marco Marsaro, Trevisan, buonasera. Buonasera Marostica, come va? Mi sto bene, ti? Anche a me. Trevisan, com'è che va? Buonasera, turma di Occhi Bisi. Marco hai detto che viene rento qua un pochettino. Sì. Ah sì, Sì. Vergogna ancora. Da scrivere là. Marinho, Marco, qualche cosa ha che vergogna qua per Josiel e viene dentro senza. Viene dentro senza, proprio così, va bene. Ciao, che bellezza, stiamo bene, Valtteri. Sì, tanta piova. Ma sì, c'ho da piovesto il gremio Ledriu, guarda. Treccio del primo tempo, 3 Maria Santissima, quando massa e quando niente. Ma tocca aspettare che Mario, finisse. Quando massa e quando niente. Tocca Mia tutti quelli umbastea, vero? Ma infatti, ma dice il gioco termina só quando acaba, allora aspettiamo. E il cardapio, quel pare che del cardapio che i sonatori delicati. Sì. Ma allora che abbiamo un pranzo. Una cena. Pranzo. No, ma aspetta. Sì. Guarda qua, non altri, Marinho ben pensata, non altri era cosita. Quando che c'era mangiare normal, andiamo, vieni disnar, punto e basta. Sì. Vieni fare la prima colazione, vieni bere il tuo caffè, ecco. E a sera vieni cenar. Quando c'era mangiare normal, che era nessuno. Sì, proprio. Se no, non fai pranzo. Ma quando che veniva gente, o a domenica, che c'era una fartura, che non era tanto da mangiare zia che pranzo. E non altri dei piccinini se vedeva mai ora che venisse visite, che loro a mamma fa mangiare buon. È vero. Sì. Magari non anzi se mangia solo se in vansea. Ecco. Differente del giorno di ancoi. Sì. Ancoi i primi che 60 soi se cosa te, la crianza. La tua casa también è assim, muda só de endereço. Sì. Ma allora è aquella vecchia storia, no? Non siamo stai comandai per i nostri pupai e mamma e in cui siamo comandai per i nostri fioi. Proprio vero. Mais o meno così. Ma allora che nello che? Allora ancora de mangiare, altri mangiamo Seule. Le contides. Seule. Tocio. Opa, Dio capricciato. Tocio. E che ancora? E biffi. I biffi. Ma che è biffi? I biffi. Ma pochi perché è cari. Biffi. Tante seule, tanto tocio, tanto pan e poca carne. Ma Rostica, parlare in biffi, pochi biffi perché è cari, tanto che ti hai fatto l'apertura là con quella bella storia che ti hai contato, mica vi metti 2 o 3 cose. Vediamo. Chi che non ha di mandare quando che non antes in scuola della nostra età, di mandare una borraccia imprestata per pagare perché non si aveva la borraccia. Allora mi impresta la borraccia per pagare via perché non era i pupano immediato. Chi che non ha scritto con lapis e tenerlo con 2 dei così perché non era più lapis. No, ma aspetta. Non era più lapis. Aspetta. E chi che non ha dontato qualcosa te a tocchettino? Dontare il tocchettino era così da pitocco, no? Allora se che dontea si metteva una canetta. Se scaldea. Ma è la tristezza marostica quando spacchea la punta del lapis. Spacchea la punta del lapis, allora tocca a mangiare via madeira, fare la punta, fare la punta. Coi denti. E i caderni marostica, allora no altri se avevi i caderni con i grampi in mezzo.
i grampi. Ah, sì. Dopo che si è visto fuori qui da spiral, cioè. Sì, cioè, Allora qui che aveva i caderni di spiral. Era in piscioni e non sì, anche i caderni grampiai. Sì, storie che avevamo passato. Passà. Da nostra età Sì. avevamo passato tutte Chi queste che non storie. ga sparagnar, ma quel sparagnar di chi tempi là ancoi se viene fuori la fartura de ancoi. La tal de a cucagna. Sì. Ma non altri qua, a Serafina, la nostra regione, qua siamo driuvati che si di ascoltarmi, per esempio, su Pardelà a Paranà. Sì. Per Sì. esempio, no? Perché i miei parenti là a Mari e Battistone Struconassa loro là a Patto Branco, quasi devo passare un'epoca di secca. Sì, manca piova. Ma allora ascolta, magari io vesto un pochettino dipende dal posto. C'era una volta un frate. Ah, sì. Si ascolta bene, il frate in nome de modello Penei de Vento Gonsalve da famiglia c'è con qualche bitola, qualche grandezza de Penei teccati qua a modello Penei e anche al supermercato polivalente. Sì. Mercato che ha il consiglio di essere mercato della famiglia, patrocinatore del Magnar, no? Sì, sì. Va bene, allora ascolta, sto frate andava a dir sua messa con le cotole. E il frate cappuccino. Perché che l'era cappuccino? Aveva la parecchietta o no? Che aveva la brucetta e andava via con sai il caffè cappuccino? Sì. Che l'è marron. Perché i frati andava via con le cotole marron. Era tipo del resto. E allora metteva ste cotole all'epoca di verón caldo. E sotto non metteva niente. Andava via senza niente, guarda. Cotole che era stinente. L'altro che feia così. Come della campana, il battoccio da campana. E allora sto frate andava tutti di Lulusol che avevano, non so, 20, 30, 40 cappelle di andare di messa e diceva messa de schiena per il popolo e davanti di Gesù Cristo. Era così, allora ascolta, sto frate e il tol sulla cappa e il tol sulla cappa e il salta insieme al cavallo e va perché il tempo e già era epoca di secca. Poi allora qui che l'era là da canonica frate toleve sulla cappa che viene sul tempo a piove e ve bagnè. Allora tol sulla cappa un dì non piove, tol sulla cappa che altro dì non piove. È sempre con sta cappa che la incomodava e allora un dì toleo mio sulla cappa va il fondon là dove è scuro va mia piove non piove neanche a voi butta via la cappa e via quando finì la messa che ha cominciato trona quando si invia venire a casa a cavallo. Ma piova, tipo così, un minuto te eri tutto lavato. In bomba. Allora che il capotto, che il garsù là, le cotolone là, no? Sai anche come il nome del che mestiere là? Battina, no? A Battina, del prete. Allora l'era tutto muoio, l'era tutto pellegri del cavallo, l'era finito tutto muoio. Allora vede una famiglia là, c'ho il Varento, allora una famiglia sotto che n'era una casa alta. Sotto che n'era tipo un due chili i cavalli sotto, pianta sotto il cavallo, una scala, il vassuccio. E loro era là che giocava le carte in 4-5, la famiglia piove, tutta là, piova tutti gli in rento, no? Direve rento che piove. E sto frate ancora il preghea l'ha messa in latino, appena parlano. Quando che il frate arriva lento sgiossa, per tutto, ma che non era il fogone intaccato e bampe alte, era il fogolaro di una volta, no? Allora il paron frate veni rento, cioè ma veghi bagnato tutto, sì, ma dascia, messugo, sì. Ma sti qua da rente il fuoco che loro vesughe dopo quando sbara via, può di andare a casa. Va bene allora ciò. E allora loro giocano carte la via. A Tola, casa grande, cugine di una volta, e via in fondo così che n'era lettose che le si accontea, che le sciacolea. Ecco, e il frate si tira in qua, si posta in là, levanta sulle gambe, levanta il fuoco, e avanti e via, e tira, e mena la sciata che ha fatto una posizione, che il battoccio l'ha gambolador il battoccio. E allora lei resta in una maniera che le tose le gas cominciano a ridere, e le ride, cioè, allora uno le dice compare, dico idea che le tose per quel che le guarda in là, le drio guardare il frate, lui guarda che maniera che le posta là, sarà che le mie drio vedere qualcosa, e allora cioè, ho detto ma allora adesso femo che, allora che il tempi là qualche parola l'era vergogna a dirla, ma allora femo che ti sì
che te si là da Cesa, che te parli latino, parli che ti è il frate che sere gambe, che muove 2 gambe, se no le tose continua a ridere, resta brutto, mica fin vergogna, e vai, allora ti che te si, che te parli italiano, allora il gappa in un pochettino il gadito, fretaribus! E latino, latino. Se vai non capi latino. Allora sei conmigo. La semenata. Sei che va un casala. Fretaribus. Come dire? Sbassaribus. Iscotolaribus. Perché le tose del compararibus. Vede tutto il balotaribus. E il frate proprio molato 2 gambe te a ora e già capito scotto il battoccio. No, già fai bene. Mi ha dato fin caldo. Ah sì, Allora sticono altri puoi scompartire, vero Roger? Sì, scompartire, bisogna scompartire là sotto c'è scritto compartigliare. Struca là che allora così andiamo più avanti. Sì, mo vive fuori a fianco avanti qualcosa, no? Ecco. Giù te anche altri. Altri inditrio il magnar. Sì, che andiamo. Che mi va bandi suonatori. Adesso andiamo a fare le segole. Le segole. Va bene. Eita lá, buonasera Tusi. Sto bene qua Josiel? Sto bene qua? Sì, buonasera Beto, come va? Bene? Allora quasi pare e fiol. Diz a mãe, né? Eu aceito, né? Muito bem, che piacere, che allegrezza, che gusto da vedere qua a casa nostra, qua in cantina. A scompartir con noi questo momento di allegrezza e portarmi la musica a noi e altri che si casa com questa doppia de 2. A gente que agradece, Marostica. Ecco, vamos começar por aonde? Quem vai falar primeiro? Tanto faz. Fala lá, Beto. Primeiro lugar, agradecer, né, Marostica? A gente quer, em primeiro lugar, a gente é fã, né? E é muito bom estar junto com pessoas que a gente admira, né? O trabalho e, com certeza, você tem uma expansão muito grande e a gente não acompanha também, né? Muito bem. Então, ouvi falar bem de vocês. O Marasca foi quem indicou, porque às vezes não tem contato, coisa assim. Até é importante, Beto e Tobias, falar. Se alguém gostaria de participar da nossa live, a gente recebe muito bem, de braços abertos, porque enriquece, né? Deixa muito melhor a nossa live, porque sem música não tem como. Ou seja, o pessoal adora muito a música, eles querem a música. A gente percebe muito na audiência ou nos comentários. Sim. E la grande maggioranza lo vuole la fisarmonica. Boa, né? Né? Muito bem. Tobias, que bom, obrigado por terem aceitado, né, o desafio de vir de Garibaldi fin qua e pegar um acidente na estrada ainda. Muito lá. Movimento na estrada, né? Isso. Meu Deus do céu. Nós chegamos, né? Não, tudo bem, graças a Deus chegaram. Não é tão longe assim, né, também. Mas que maravilha, obrigado por terem vindo, né? Em italiano se diz, grazie che veghe indegnar. Obrigado por serem dignos de virem na nossa, como é que é? Simples residência qua em Cantina, bastante rústica, mas enfim a gente vai longe e o importante nosso é levar a cultura, certo? Os conhecimentos, o aprendizado, as histórias, né? As curiosidades e dar oportunidade para mais pessoas participarem do nosso filó, da nossa live, va bem? Com certeza, Marostica. Nós que agradecemos. A simplicidade é que leva a gente mais longe, né? Mesmo assim. Olha só, quem é essa dupla? Vocês fazem parte de um grupo ou são apenas vocês dois? Somos uma dupla formada, como você mesmo já falou, ele é meu pai. E a gente toca junto a vida inteira. Na verdade, essa dupla sempre existiu, né? Nunca teve um momento em que ela começou. Mas a gente tem vários trabalhos. A gente trabalha como dupla, como grupo gaúcho, enfim, e sertanejo. E fazemos parte do elenco artístico da Maria Fumaça, lá de Bento Gonçalves, o Passeio de Maria Fumaça, onde a gente toca músicas italianas e gaúchas. E o pessoal gosta da italiana, né? O pessoal gosta. Muito. Gosta. É que a música italiana, ela contagia, ela leva alegria, né? É verdade. Extravasa, né? E bons momentos. E ela mostra o que é a nossa região para os turistas que vêm do Nordeste, que vêm de Rio de Janeiro, São Paulo, Norte. Então essa é a parte mais legal, é mostrar fazer a algo cultura diferente do lugar. Isso, mostrar a nossa cultura gaúcha e italiana. É verdade. Isso mesmo. Eles vêm para isso, né? Eles vêm para conhecer exatamente isso. Muito bem. Para você ver o poder, né, da música italiana, dadas ao tamanho e o sucesso
do passeio de Maria Fumaça, né? Que ele é todo em torno da música italiana. Olha só. Então é um sucesso, o Brasil inteiro vem para ouvir a polenta, América. La Bella Polenta, América, cantam junto. Sim, muito. E eles sabem, é incrível como eles sabem as músicas. A Bella Polenta, então, começa. Mas também, 1000 anni antes de ti nascere, che non era América. Quantos anos tu tem, Tobias? Eu tenho 27. Tô começando. Um guri, né? Mas tu não tem cara de velho. Tudo bem? Eu sei mas que tu vai falar. O pai tem cara de guri. Olha ali. E aí nós ficamos, será que eles são Mas ele já saiu na frente, né? Eu sempre digo, os caras falam, parece que vocês são irmãos. Eu não sei se é eu que tô judiado ou é ele que tá bem. Eu acho que é ele que tá conservado. Sim, eu acho. Vinho, tu né? tá judiado, capaz. Vinho e polenta, né? Zoca, aí que tá. É música, é alegria. Muito bem. A música renova, é verdade. Tá, então... seria uma dupla eclética, toca também sertanejo? Sim. Ah, é? Dos mais antigos até o mais atual também. Muito bem. Tocamos na noite, né, Manóstica? Então certo. Isso... Música ao vivo, um barzinho, um pub, fazem isso tanto também? como dupla, olha só. como com banda, né? A banda completa, bateria, contrabaixo. Isso. Tem que anima virar, baile, né? festa também? Tudo. O que precisar? O que precisar, música, é com nós. Nas redes sociais, como é que o pessoal acha vocês? Nós temos no Instagram, que é Beto Malheiro, Beto e Tobias. Beto Malheiros é ele. Eu sou o Tobias Kemmerich, eu uso o sobrenome alemão. Achei que harmonizou melhor. Tá. Mas e a dupla é Beto e Tobias no Instagram. Também no Facebook. A gente. Beleza. Beto e Tobias. Isso aí. Maravilha. Così. Vamos abrir com qual? Vamos fazer. Dame un riccio. Dame un riccio. Ah, vá. Música nova, inédita qua, del nostro filò. Lançada ontem. Vai. Oh, dammi un riccio dei tuoi capelli, che io li tenga per tua memoria, quando sarò sul campo della vittoria. I tuoi capelli sì li bacerò, oh, dammi un riccio dei tuoi capelli, che io li tenga per tua memoria, quando sarò sul campo della vittoria. I tuoi capelli fortuna porterà, i tuoi capelli sono ricci e belli, sono legati con fili d'oro. Angel del cor mio, per te io muoio. Angel del cor mio, per te io morirò. Addio, addio, biondina cara, adesso parto e vado a militare. Stai por tranquilla se saprai amare. Il tuo Gigetto sì ti sposerà. Oh, dammi un riccio dei tuoi capelli, che io li tenga per tua memoria,
sarò sul campo della vittoria. I tuoi capelli sì li bacerò, i tuoi capelli sì li bacerò. Sincronia, ciao, che bellissimo. Visto, che spettacolo! Stasera si spaghiamo fuori tu. Mico idea che parliamo manco no altri, siamo loro di cantare. Luri che conhecesse nós sotto Rio Grande do Sul, ma até il Brasil, con la musica Bella Ciao, che ha fatto una bella interpretazione. Dopo sì, è da farla, eh? Oh, Bella Ciao, so toccata, 6 milhões de visualizações pelo YouTube. Quanti? 6 milhões. 6 milhões. 6. Isso, falei 6. 6. Ah, sim, 6. É que em italiano é isso. 6 milhões. O Expedito mandou um abraço pra vocês hoje à tarde. Isso eu convidei ele, disse que tem que tirar umas músicas daí. Vai lá, Expedito, vamos meter fora. Canta América. Já música, é alguma coisa, né? E falando em música, semana que vem Kiko Lemos, né? Kiko Lemos, que plantamos aqui colhemos. Ele vem qua con De Santa Maria, lá da quarta colônia. Ô, Kiko, os truconaços a ti, Beto Pinzetta se convidar anche a lui também qua. Ah, sì. Por mim a mancar Beto Pinzetta. Ele é contento com o Grêmio, Beto? Ah, sì, Stasera Grêmio che guadagna. Ma tu bene, tu bene. Ma allora, me vedi lì in due, Marco? Tante città aqui che cammino ancora scompartilhar. Scompartilhar que ele é tanto importante. Movete fora. Nova Brécia, Canoas, Brotas, Nova Araçá, Rolante, Chavantina, 13 de Maio, Cordilheira Alta, Bento Gonçalves, Vista Alegre do Prata, Natal, Rio Grande do Norte, Lajeado, Patrocínio, Garibaldi, São Borja, Sarandi, Veranópolis, Serafina, Barracão, Ronda Alta, dois vizinhos, Shoppingzinho, Videira, Paraí, Ceará, Eldorado, São José do Ouro, Ibiaçá, Concórdia, Campo Bom, Barrão, Brotas, Benedito Taquara, Ilópolis, Quilombo, São João da Ortiga, Porto Alegre, Palotina, Palhoça, Marmeleiro, Guaporé, Campo Largo, Florianópolis, Gentil, Aratiba, Caxias do Sul, Carazinho, Santa Teresa e 3 Barras. Questa è città. Città, maravilha. Che se Dio sistemi chi bete do adesso avanti. In nome di Duramax, artefatti di concreto qua di Serafina Correa, adesso andiamo a vedere un invito che è il 25 incontri, 25 anni che noi secatiamo tutti gli anni per parlare solo italiano. Come far per mantenerlo? Come far che le persone le perdesse la vergogna, le avesse orgoglio, le avesse passione per l'italiano? Se mi è stato facile, ma noi siamo vincitori, mi è vero? Ecco, e allora giorni 26 e 27 faremo del me Facebook, vero anche, questo incontro che è tanto importante per la cultura italiana. Vai là! La Associazione dei Diffusori dell'Italiano, Assodita, presenta l'incontro nazionale dei Diffusori dell'Italiano, edizione 25. Abbiamo in cooperazione per questo incontro la Organizzazione delle Nazioni Unite per la Educazione, Scienza e Cultura, UNESCO. Abbiamo anche la Università Statuale del Centro-Est del Paraná, la Unicentro, e l'aiuto dell'Istituto del Patrimonio Storico e Artistico Nazionale, l'IFAN. La Forza del Contaliano, Fibra RS, FEIBEMO, CEVEP, Prefeitura Municipal de Serafina Correa e Cooperlate. Ecco, cosita si è, giorni 26 e 27 di novembre adesso di sto mese qua, sarà fantastico, sarà bellissimo. Mandargli un saluto a quei di Barra do Rio Azul che il giorno 17 dicembre noi saremo là. Insieme con il corallo italiano Monte Veneto, insieme col gruppo Stella de Pietra Deità, là, no? Che è il secondo filone natalino italiano del centro di eventos alle 7 alla sera. Saremo là insieme. Se vate volete menare a nostra equipe con ridere, scherzare,
cantar, nós siamo mia buoni cantori, ma scherziamo, ridemo, femos un bacán, portemo musica, portemo allegrezza, portemo cultura e tanto humor, tanta allegrezza proprio così, va bene? Ecco, ma amigo, ideia che femo i suonadori sonar de pi, cosa mi diceva? Banda só. E allora, pessoal de casa quer saber, final de contas, o Tobias domina essa viola ou não? Tobias? Será que domina? Domina? Uma palhinha só tua, só violão. O que tu gosta de fazer para mostrar pro pessoal aí? Chama atenção com uma música aqui. Eu vou tocar uma música, será que eu posso sertaneja? Pode, não precisa tocar toda, só um... Fazer só um pedacinho, que sempre que a gente toca... Só a senha. A gente toca ela, a primeira coisa começa a gritar. Ah, é? Mais ou menos assim, ó. Meu ex-amor. Eu tive um trator. Também incomodou. Como é que é? Eu tive uma mulher. O trator e o amor incomodaram. Muito bem. E a gaita? Vamos testar essa gaita aí. Que sai dessa gaita aí? O pessoal vai com certeza dizer, não, temos que contratar essa dupla aí, né? Vamos ver. Vendeu peixe. Vendeu peixe. Espetáculo, dominar, né? Isso é bonito. É bonito. É show de bola. Gaita, violão também. Show de bola. Parabéns, obrigado. Bonito, E vocês gostam de tocar e cantar? A gente vem de família de músico, né? Eu venho de família de músico, né? Meus familiares, meu avô, meus tios avós, meu pai, minha família é toda pendida para o acordeon, né? Na música gaúcha, né? Que bom. Então aí eu comecei na música gaúcha, né, Maróstica, como eu já tinha te falado. Certo. E aí vim muito novo aqui pra Serra Gaúcha, o pai veio trabalhar. A gente veio, da onde, então? eu sou natural de Panambi, norte do estado. Certo. E aí eu vim com 12 anos pra cá, pra Serra Gaúcha. A gente veio morar em Cotiporã, né? Temos muitos amigos lá. A família da mãe do Tobias é toda de lá. Como é que é o sobrenome deles lá? Bergamin. A Bergamin. Família Bergamin. Marco Bergamin, lá da rádio 96.1. A Bergaminada e a Socolada lá de Cotiporã. Socola, Assim é. Muito bem. Struconaça tutti lori lá. E agora vamos fazer qual? Vamos fazer, já que ele tocou no assunto da Bela Tchau, a gente tem um vídeo no YouTube com 6 milhões de visualizações, 6 milhões e pouco já agora, dessa canção aí. E a gente vai fazer um pupurrizinho agora animado, emendando umas tarantelas e vamos fazer o Pegar Fogo. Manda ver, vai lá.
Bicchiere de vinho é muito pouco pra nós. 2 bicchiere de vinho é muito pouco pra nós. 3 bicchierotto de vinho é muito pouco pra nós. 4 bicchierotto de vinho, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spettacolo, che maravilha! Va, bellezza, cosita. Adesso, prima che abbiamo parlato ora 26 e 27 dell'incontro della nostra lingua, del nostro italiano, della nostra gente, dei diffusori del italiano per via della Sodita e di tante altre entità, ma tutti quanti impassionati per l'italiano e per partecipare. Ma per parlare meglio su questo incontro, noi altri dobbiamo chiamare la da per dire maestra, la Loremi Loregian Pencal. Buonasera Loremi! Buonasera carissimo Marostica, tutto a posto? Ti anche, sì? Sì, sì, benissimo. Va bene, te puoi stare a volontà e fare l'invito a tutti quei che piace dell'italiano, per mantenerlo, per imparare, per insegnare, o infatti, quei che si devono vedere stasera e che dopo va a vedere un altro dì, come chi fa per partecipare di questo incontro e della importanza per il nostro italiano questo incontro del numero 25. Allora, stai a volontà. Sì, grazie. Allora, come ti ho detto, sarà l'incontro del numero 25, allora l'italiano, incontri dell'italiano, devo fare le nozze d'argento, è vero? E questo incontro è importantissimo perché è l'espressione della nostra lingua, della nostra cultura italiana, no? E l'incontro allora va essere della prossima settimana, no? I giorni 26 di notte, sera, notte, e 27 dopo mesdì, no? E gavaremo allora una sbranca, una muccia di presentazioni culturali, musica, ciacole, poesia, teatro, anche ricerche di palestranti. Allora è un incontro importantissimo per l'italiano, per la cultura italiana, e sta parecchia per la Sodita
e anche per la squadra di Marostica, che allora che Zedriu laurear per fare questo importantissimo incontro, che allora abbiamo belche 25 anni di incontro e questa roba è una vita belche, né, di incontri e per l'italiano è importantissimo avere sempre questa diffusione e questa partecipazione della comunità, dei detenidori e anche delle persone che gli piace dell'italiano, se anche non le è detenidori di questa lingua. Va bene, mi vedo che parlate di 25 anni e allora mi è venuto in mente che mi ho partecipato desde il primo, se hanno perso uno o l'altro. Allora se 25 anni di puntigliosi, ma anche di passione, di amore alla nostra lingua, alla nostra maniera di parlare, di pensare, di essere, di vivere, del far e di essere, proprio così. E sto anno qua, per via della Sodita, di tutti gli altri che si davanti di tutto questo, la importanza di avere come parceri l'IFAN, vero? Istituto del Patrimonio Storico Nazionale, Artistico, vero? E della UNESCO, che è un organo della ONU, per noi è tanto importante, siamo orgogliosi per questo, e della università e di altre entità, tutti impegnati, Loremi, per mantenere questa lingua. Allora non altri, poi contadini o persone umilde, no? Arrivare a un punto di questi per noi è un orgoglio tanto grande, vedere che tutte queste entità, questi organi, queste persone di grande valore si importa con la nostra lingua. Cosa capito di questo? Mi è buon? No, non è mia buon, è fichi buon, è ottimo, perché una lingua la si fa, né, con i suoi parlanti, i suoi detenidori, e quando abbiamo anche il riconoscimento delle entità, delle università, degli organi che deve fare la guardia, diciamo così, di questo patrimonio, questo è importantissimo, no? E l'italiano è un esempio per tutte le altre lingue minoritarie, no? Perché insieme i detenitori è sempre rento di lavorare insieme con altri, no? E questo fa una squadra più forte, più grande, e che fa sgrandare sempre questo patrimonio che è l'identità, la nostra radice, né, come ti ho detto prima. Dimmi cosa che te fa e dove che si deve parlare per i nostri, la nostra gente che si casa di assistirmi, i nostri telespettatori a sapere di più un poco. Chi era questa donna? Allora, sono Fiola De Coloni, sono una sesta dell'Ovest di Santa Catarina, ma la mia famiglia è tutta di Sananduva, da Gaussa, e adesso mi sono da stare qua nel Paraná, più di 20 anni che sono qua, e mi sono professora universitaria, lavoro anche con l'italiano, soprattutto con l'italiano adesso, né? Ma mi sono professora nella Unicentro, né? E noi siamo drio portare avanti insieme con la Sodita il primo corso di estensione universitaria, né? Che è la Cucagna Scuola d'Italiano, che la Zedrio da sarno altri con tanta contentezza, tanto lavoro ma anche tanta contentezza, perché è una roba importantissima insegnare anche la nostra lingua di immigrazione in una università. Ben? Va bene, grazie Loremi, un struconasso, salute e fine i giorni 26 e 27, va bene? Grazie a te, struconasso, ciao. Anche a te, ciao, salute. Adesso andiamo ai nostri patrocinatori, un minutino dopo, Frottole, Tusi, Frottole e Sonade, vai!
caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Va bene, cosita sì. Bene, il primo commentario da live d'Encoi per fare iscrizione, per partecipare, ecco. E se no chiameme no altri. Marco! Marco Marsaro, che è lì, che lui che posta su tutto lì, può chiamarmi come fare l'iscrizione e che neanche il certificato. Va essere cosita? Proprio, ecco. Va bene, mandiamo un saluto a tutti gli altri che si ascoltano, devo vedermene altri, allora un struconasso di vero cuore. Progetto Italianos nas Americas, ciò, andiamo a vedere cosa che gli vesti fare italiani di Roma, quanto il Brasile, specialmente a Serafina, andati anche a Garibaldi e a Regione, ma siete stati qua con noi, no? Siete stati 2 o 3 giorni qua con noi. E dopo, allora, mettiamo dentro Marigno, Marco e Roger, che avevamo una frottola bellissima, inedita, Marigno! Inedita, frottola inedita, con coitusi. Allora, progetto Italianos nas Americas, uma equipe de Roma que esteve na semana passada aqui, em Serafina Correia, vieram ao Brasil, através do Ministério dell'Estero, é o Ministério do Exterior italiano, fazendo reportagens sobre a evolução dos italianos no Brasil, che siamo noi, ma pensate na evoluzione. Andiamo a vedere, vai là. Io sono Lorenzo Colantoni, Riccardo Venturi, Mariana Massimi. Ci avete visto probabilmente in giro in questi giorni a Serafina Correa, abbiamo fatto tutta una serie di interviste e di incontri con le persone della città, perché stiamo raccontando il mondo degli italiani all'estero. È diversi anni in realtà che noi viaggiamo con il Ministero degli Affari Esteri italiani per raccontare le vecchie e le nuove migrazioni degli italiani. Abbiamo raccontato l'Europa in lungo e largo, e ora abbiamo iniziato dalle Americhe partendo proprio dal Brasile. E nel nostro viaggio in Brasile per forza siamo arrivati a Serafina Correa, la capitale del Talian, e che racconta sotto tanti punti di vista un'Italia che si è mantenuta inalterata, una connessione diretta diciamo tra i due lati dell'oceano che è rimasta fortissima in quasi 150 anni. Io mi occupo dei testi. Io mi occupo della parte fotografica, adesso vi stiamo parlando, in realtà siamo a Garibaldi, la nuova tappa del nostro viaggio, ci prenderemo qui 2 o 3 giorni e poi torniamo a San Paolo. Quindi niente, non so se Arianna vuole dire qualcosa. Vai, no, io mi occupo della parte dei video e niente, insomma, sicuramente ci vedrete anche sia il dottor Paolo che gli altri della radio nei prossimi video che pubblicheremo magari tra un anno, e vedrete anche un po' le cose che abbiamo fatto questi giorni a Serafina e anche quelle che poi faremo questi altri a Garibaldi. Ecco, è un peccato che non possiamo essere con voi, con Marostica adesso, però ecco, noi purtroppo siamo dovuti partire, però ecco, ci siamo sentiti molto a casa a Serafina, siamo stati molto felici di raccontare le vostre storie e che vedrete pubblicate circa alla fine del prossimo anno, quindi insomma servirà un po' di tempo, ma siccome appunto ci siamo sentiti a casa di sicuro torneremo. Quindi grazie ancora per l'ospitalità e a presto. Un saluto, ciao ragazzi. Ciao. Ciao bravi, bravissimi,
un struconasso. E la si chiama Ariana Massimi. Ecco. Lorenzo Colantoni e Riccardo Venturini. Proprio così. Che piacere da conoscerli. Se abbiamo contribuito con qualcosa, restiamo proprio contenti. Va bene, Marco? Così. Ciao, Marino, qua che ne frotole. Veni rento qua. Proprio. Frotole. Quella inedita. Inedita. A turma di Yoci Bisi. Allora, in nome di Adilnet, accesso a internet, l'Amighi Plus sono per tutte le bestie sane e belle. Botta super leve Baspan, de abbasso pancote, stivali lì, ecco, compré chi stivai lì, ecco, Baspan è una marca fortissima. Che abbiamo polivalente supermercato di Santa Rosa e supermercato Vittoria di Serafina, vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe, perché non è come bere una sola, è vero? No. Ecco, che abbiamo anche Rede dell'Oggi e Paludo, Black Friday, come che sei Marino? Black Friday. Mais laureato in logico. Riga sempre laureato in commercio. Ecco, fine giorno 30, fin questo mese qua. 2 camisetas masculinas por R$119,90, blusas femininas R$100, super descontos de 20, 30 até 40% em peças selecionadas. Paludo, sua moda, seu estilo, Proprio così, va bem? Giusto. Rede de postos Buffon. Eita lá. Rosélio, vai o che, bicho velho? Tutta la famiglia, tutti depende 2000 funzionari, collaboratori, depende 30 anni, 90, quasi 100 posti di combustível. Buffon, abastece lì, da Rede de postos Buffon. Abbiamo anche Pian Alimentos, il tuo cane, il tuo gatto, il tuo pesce, garrasson, ecco, da Pian. E a modelo Penei, teu core Penei, tu usi, qua te a modelo, qua de Bento, giusto? Un saluto a Agostinho, a Gustavo, a Gerson, a tutti i suoi collaboratori, quelli della montage, la Vera, un saluto a tutti loro là, ecco? Bellezza. Giusto. Ma allora ascolta bene, no altri, se era di parlare sti giorni qua, sora il tempo, no? Vai là, il tempo, una volta il tempo, se aveva di più tempo, mia Vera, ecco, se aveva di più tempo per le cose, in cui a te fa tante cose te un attimo, sì, o te una giornata, te una giornata te fa tante cose, sì o no? Sì. Col cellulare, col telefono, col WhatsApp, te il Face, te chiama, te rispondi, te fa, te ciappi la macchina, te fa cose, una volta te che mettei na eternità per fare le cose, per dire così, l'anno che viene compremo, o se no quando vado a Undes, quando vado a Serafina, quando vado fuori lo compro, a colpi te stai mia tanto bene, non tendei il dottor, te occorre una cosa per poter andare avanti con i tuoi lavori, che era una cosa che non te a andare tu che aspettare quando andai de carona con qualche allora c'era difficoltà grande una volta, e allora che era un cristiano che il bevea tanto, ma lui bevea, e quando che il bevea tanto lui si perdea, e allora i che ha comprato un cappello appena maridato, una volta cada un aveva il suo cappello, con la pena e che ha perso sto cappello, e la sua donna la era triste, era di quelle che tirane, tirane, anche che parola, tirane, e lei ha detto no, te stai senza cappello, te hai perso il cappello, perché lui quando che il la ciuca perdeva la tramontana, no? De tanto che il beveva, il cappello era il primo che andava, allora no, che gas comprare sto cappello un giorno, compro il cappello, no, perché dopo te lo perdi, e che passa un anno, 2, 3, lui tutti in volta con sto cappello, barettine di qua, mestieramente là, cappello di paia, e lui non aveva un bel cappello. E un giorno va al paese insieme, e allora lui che diceva, vecchia, cosa te dici, Vara, se mi compresse quel cappelletto, se mi costa mia proprio tanto, e dopo mi lo tendo, sai che mi lo tendo? Ah no,
mi so, dopo ti te vai in volta a cavallo, guainate me fai a ciuca, te me perdi il capello. Ma no, mi lo tendo e poi dove chi andava a rente, sai che una volta te il commercio, qualche banda che era capello, perché il capello vendeva tanto. Cioè arriva a rente un commercio e lui, quanto costa quel cappello? Costa 30 fiorini. Vito invece è barato. 30 fiorini. Lo traduci di ovvio. E la fanno passare vergogna. Sì, compra il cappello. E dato casa così. Fin di settimana c'è poi il cavallo a bodega. Cappelletto. Pianta sul cappelletto nuovo, tinton De pena patrola. E di pena patrola. Ci arriva là, bevi che te bevi, strassinare il cappello intero. Chi se non sapeva ancora che aveva il cappello a e loro sapeva che lui fa la ciuca che il di là che hai fatto che sapeva la storia del cappello, nasconde il cappello e va a andare su te e va a andare su te il cavallo non le può andare su e sì che ho perso il capello, come mi stessa il capello? Io dico, perso il capello? E vedi che mi stessa il capello, posso arrivare a casa, lo ributtano insieme del cavallo me lo butta, me lo e dare una sciaffata il culo del cavallo e via, solo che invece di metterlo avanti del cavallo, io metto sto de schiena bande culate e il cavallo è avanti e lui in cavallo avanti lui in drio e lui e se te e vai e allora il medo intorno e su su per la sella e allora ci medo intorno lui non si neanche in corto quando che arriva a casa la preoccupazione sua di lui era il capello, il capello. Quando lei arriva a casa il cavallo scramussa su per il portello e lui l'ha postata così. Quando che la viene su che la vede, tengo dito che ti perde il cappello, passa l'amante una frasca là, viene flap la schiena così, ma di tutta anima per cattare frasche una volta, una farina secca, quel che era flap la schiena, che tengo dito che ti perde il cappello, te sei un testardo d'un testardo, e lui si cade smissia fuori, va in cerca delle rete e ha detto ma appena che perde il capello è la egua, ma la quale che perde la testa. pensa che una Marco vedete del dove? Buona del buon e le città dove? Sì, vai, mettiamo 2, 3 lì, vai. Sorriso, Travesseiro, Coronel Vivida, Guaporé, Nova Pada, Sananduva, Flores da Cunha, Londrina, Maximiliano de Almeida, Farroupilha, Renascença, Barra Funda, Nova Prata do Iguaçu, Mussum, Vargeão, Ribeirão Pires, Assis Chateaubriand, Água Doce, Campinas do Sul, Itaipulândia, lá do distrito de São José do Itavó e Maria Santa, cada nome. Nantre che se dio sistema. Do Itavò? È un distretto del Paraná. Itaipulândia è la città. Di Rasimigna in Suni. Niente. Adesso no. Non possiamo usarlo. Ma che se ma allora si fa forza. Va bene. Che meraviglia, che spettacolo. Siamo di andare bene o no? Fenio, gioco del Gremio. 3-0. Alleluia. Si scappa. Guarda qua, noi altri due siamo colorati e Roger e Marinho del Gremio, allora poretti no. No, amico, mi solidarizzo anche a me, guarda te. Potremmo parlare niente. Tocca aspettare un altro gioco. No, ma se in via all'acqua si in venata adesso. Adesso ho idea che dopo del miracolo di stasera Luca Silva che ha fatto un gol, miracolo. Ma no, che maraviglia. Gremio che ha guadagnato un altro miracolo. Ecco. Allora vai, tutto è possibile. Va bene, così. Mica idea che va a banda i suonatori. Sì. Allora un saluto al supermercato Polivalente e un saluto a Modello Penei. Ma dopo parliamo di chi? Da impresa qua di Serafina. Dura Max Artefatos de concreto, de Chicon e de Herculano e della sua equipe, dei Sofioi. Qua di Nascianta, ora laga. Mica una storia marostica, mi conosco il Tikigas Comisia.
Ah, sì, eh? Sì, con una storietta, ma verità. Dopo contiamo? Contiamo. Mi va bene i suonatori? Vai. Ecco. Qua, coi suonatori. E allora, femo una sonada aqui adesso. Italiana. Trago um abraço pra ti. Conhece o Marasca? Marasca? Aizão Marasca, O Marasca me pediu assim, se tu lembrar, eu disse, mas como não vou lembrar, né? O Marasca e o Marasca nosso... devia fazer uma dupla. Eu acho que sim. Marasca e Maróstica. Marasca e Marasca. Eu falei pra ele um dia, disse, Marasca, tu acredita que às vezes me chamam de Maróstica e chamam de Marasca? E eu, anche amiga, digo. E eles chamam de Maróstica. E aproveitando já e mandando um abração pro Marasca que tá na audiência e é o nosso... Marasca, nosso professor lá, nosso braço direito, né? Opa. Ele é o titular e a gente é os reserva. Tobias, o que vamos fazer agora? Podemos fazer uma nossa? Com certeza. Uma música de nossa autoria gaúcha chamada Família Isso, Gaúcha. essa canção a gente gravou em 2013 pela gravadora City. Ela tem um bom conhecimento do pessoal, bastante gente... Ela deu um bom sucesso, né? A gente fica bem feliz, né? E eu, essa música, ofereço pro pessoal lá em Carlos Barbosa. Opa! Minha família que tá lá na audiência, para meus pais que estão lá escutando, meus irmãos. Então vai para eles essa canção e todos que estão escutando. Eu vou aproveitar para oferecer também para minha família de Cotiporã, né? Opa! Embora eu faça parte das duas famílias, todas são famílias. Vamos lá. Vai! Pai nosso que estais nos céus, pra ti eu tiro o chapéu. E que no eco da minha voz campeira de adaga, mango e garrucha, te peço em oração, abençoe e proteja todas as famílias gaúchas. Do ranger da velha porteira, o chiar da chaleira e o fogo de chão, da vida simples do interior, falando de amor campeira de galpão. A Deus agradeço de joelhos, tropilha, sinuelo e chapéu na mão. Destino de bota e bombacha de meus ancestrais, descendência, irmãos. A Deus agradeço de joelhos, tropilha, sinuelo e chapéu na mão. Destino de bota e bombacha de meus ancestrais, descendência, irmãos. Família gaúcha, esteio campeiro, meu berço primeiro, de amor e carinho, com os meus velhos pais, assim me criei, virtudes que herdei, humildade e respeito. Família gaúcha, esteio campeiro, meu berço primeiro, de amor e carinho, com os meus velhos pais, assim me criei, virtudes que herdei, humildade e respeito. Simplicidade do nosso lugar. Quem tem os seus velhos presentes, distante ou ausente, se põe a chorar. A Deus agradeço de joelhos, tropilha, sinuelo e chapéu na mão. Destino de bota e bombacha de meus ancestrais, descendência, irmãos. A Deus agradeço de joelhos, tropilha, sinuelo e chapéu na mão. Destino de bota e bombacha de meus ancestrais, descendência, irmãos. Família gaúcha, esteio campeiro, meu berço primeiro, de amor e carinho, com os meus velhos pais, assim me criei, virtudes que herdei, humildade e respeito. Família gaúcha, esteio campeiro, meu berço primeiro, de amor e carinho, com os meus velhos pais, assim
me criei, virtudes que herdei, humildade e respeito. Bravissimi! Diamo ai nostri patrocinatori e apoiatori culturali adesso, ecco, sito al punto là, e dopo torniamo, gavemo ancora frotole, gavemo la cucagna a scuola d'italiano, tante cose ancora. Vai là! A minha vez! Não é! E dá! Não! A minha vez! Não é nada! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Cosita, sì, allora marchi che viene, chi colemos? Chi colemos? Chi nascemos, chi colemos? Chi plantemos, a chi colemos? Chi plantemos, chi colemos? Chi plantemos, a chi colemos? Aqui nascemos, aqui colemos. Não, também não dá. Os truconaços lá de Santa Maria vem fim qua. Vai sair de Santa Maria e vai vir pra live terça-feira. Você é um artista fantástico. Né? Ele é uma figuraça, tudo sozinho, figura. Parece que tem uma banda. Tudo, sozinho e sopro, gaita, teclado, violão, bateria, eletrônica, conta piada, música, de tudo um pouco. Né? É tudo ao mesmo tempo, quase ali. Né? Terça-feira que vem ao vivo, não? Va bem? Proprio vero. Auxiliar Beto Pinzetta. Ah, sì? Auxiliar, gente. Cucagna scuola d'italiano. Andiamo a parlare adesso, che torna adesso qua a Loremi. Loremi viene qua perché sei insegnante anche del primo corso d'italiano là da università. Ancora andiamo a vedere, imparare solo l'accentuazione delle proparossitone. Capito? Lo andiamo a vedere un videozinho che va a spiegare le regole
Dopo anche parliamo sopra il libro, chi vuole comprare la grammatica, se 52 reali qua del nostro stato, qua a Rio Grande do Sul, e chi che le de fuori del nostro stato e vuole la grammatica, le 60 reali, te fa il pix, te assudita@gmail.com. Allora sopra pagare i costi del libro, chi che vuole. Capito? Go parla bene, go parla chiaro? Sì, è stato chiaro. Allora andiamo a vedere, andiamo a assistere a accentuazione di proparossitone. Salve, ancora vi portiamo allora il scomizio delle regole sopra la accentuazione grafica dell'italiano. La prima regola che vi porto la è sopra le parole proparossitone e la regola dell'italiano la funziona della stessa maniera del portoghese, ossia tutte le parole proparossitone legate a portare l'accento. In che parole che catemo questo accento perché le è proparossitone? La parola santolo, guardate che la ha 3 sillabe. Stesso succede con la parola lettera. Lettera. E anche con la parola spirito. Ma se altri guardate, abbiamo anche la sora un'altra parola che la è proparossitona. Regole. Va bene? Guardate che anche questa la ha 3 sillabe. E per sapere se una parola la è proparossitona, l'accento deve essere sempre nella antepenultima sillaba. Questa è la ultima sillaba, questa è la penultima e questa è la antepenultima sillaba. Sipia l'accento verto, sipia l'accento chiuso. Se la è una parola proparossitona, la sempre deve portare l'accento. Capito? E abbiamo anche una osservazione importante sopra le parole composte dell'italiano, che non altri della grammatica, quanto la grammatica dell'italiano, che altri la gave belche, nella pagina 41, abbiamo dato il nome di parole anteproparossitone. Allora, in parole come catteghine, scondegheli, il funzionamento è lo stesso delle parole proparossitone e sempre allora anche a queste le deve portare l'accento dell'italiano. E subito allora vi portiamo altre regole sopra come che funziona l'accentuazione grafica nelle parole parossitone e nelle ossitone anche. Un struccone e fin dopo. La scuola dell'italiano è importante, il nostro filò, il nostro programma fa un poco di tutto, è vero? Sì, è importante questo. Tantissimo. Volevo domandarvi scusa Valti perché non possiamo fare solo cultura, non possiamo fare solo flotole, neanche solo sonate, tocca fare una mescolanza. Un poco di tutto, che lo raccontentiamo tutti. Mandare un saluto alla equipe, a tutti i collaboratori della costruttora Dalmagro e Dalmas. Proprio. E anche da Duramax Artefatti di Concreto, sono stato lasti di qua e mi ha attendesto tanto bene, una impresa giovane che ha tanta esperienza. Sì. Lo rigas cominciare a lavorare a Porto Alegre, vero Marino? Proprio. No, i gas cominciare qua, ma dopo si andai a Porto Alegre, là che si ga. Una delle prime case, la storia che mi volevo contarti, una delle prime case è stata la nostra, del mio papà. Sì? Era una casona antica, quella di 3 andari, loro la casa bassata, Chicon e Herculano, che aveva 2 o 3.
2 o 3 persone che la giutea. E allora per desmanchare la parte di sopra, i primi giorni era stai negri come il carbone. Di tanta fumaça, tanto carbone che era sulle tole. E dopo loro laurea fin mesdì, loro maniera. Calidene, proprio, Calidene. Mi c'era di pensare cosa che fa le tole negre dentro di casa, tu si pensei. Eu tenho certeza que os mais jovens não têm nem ideia do que nós estamos falando, tipo o Tobias, o Marco, né? Sì. Josi, Calidene, no? No. Mai visto? Ecco. Neanche a te? Neanche a Roger si fa che le giovani le più vecchie di altri. Veterano di guerra. Ma allora le calidene, perché dentro da casa não olhavam o seu fogo, seus arcos do fogão estavam abertos, se caía brasa no chão. Se c'è pei salami si rostì in cima a chapa del fogão, era una fumacera che negria fora apenas tutto. Pulsa 1 chilometro di pulsa di salami rostì. Tutto certo, tutto certo. Allora le calidenes era anche i ciareti. I ciareti, che fa tutto negro dentro di casa. Voleva che fumasse. Già era scuro perché non tinha energia ainda. Immagina, era scura. E dopo loro laurea fin mesdì mania lá, mania le via su a giocare a bola até a banda da casa in mezzo pure i sassi guasciumbe di mandi a Chicon e Herculano. Per quella che Chicon ha tutti i dei spaccai via. Aveva una grande storia insieme. Os produtos consolidados no mercado devido a altíssima qualidade. Mais de 30 anos no ramo da construção civil. Então, quem trabalha na construção civil sabe que precisa produzir produtos de alta qualidade, que é a Duramax Artefatos de Concreto. Procuramos fabricar artefatos de concreto que atendam 100% à demanda de nossos clientes com altíssima resistência, resistente, proporcionando uma obra segura, sem contratempos, sem problemi de firmar a obra. Tem uma linha de tubos de 20, 30, 40, 50 e 60 centímetros. Tem meio fio, marcos, pavers, palanques, localizada na área industrial Salete, aqui em Serafina Corrêa, 3.000 metros di terreno, è grandola, ma che volpa mette stocche. E loro che medo i fioi di toccare che là. Sì, ecco. Chicon e Herculano e tocca le obere. Patamar, proprio. E loro possuímos ferramentas e espaço necessário para entregar com agilidade e qualidade, buscando sempre a satisfação do cliente. Encontre a Duramax no site www.acduramax.com.br. Também Dalmagro e Dalmas, construtora incorporadora, há 30 anos no mercado, com inúmeras obras, altíssimo índice de satisfação dos clientes. E fa predi boni. Bem acabar e secure, sem problema em Anca 1. E temos apartamentos à pronta entrega. Conheça as oportunidades pelo site www.dalmagroedalmas.com.br. Va bem? E te conhece a construtora se é boa ou não? Vai guardar na obra. Se l'è tutto pulito, ben postano, che ne panciane attorno, tole, cascaie, mestieramenti. Sì, organizzato il negozio. Ecco, va bene. Herculano e André, che è dal Magro, e Chicão e Lucas. Chicão e Lucas. Così tanto. Sabe che avevamo fatto un festone? Sabe che avevamo Cantami e Chicão insieme? Ah, va! Sì! Così. Va bene, devo parlare sopra i cognomi. Opa, Roger. Ti vieni qua che cognome, mi che cognome hai fatto parlare ancora? Ancora devo parlare del cognome Bergamin. Bergamin? Sì. Ah, Bergamin. Mi sono adori che sei Bergamin. Sì. Mi vuoi vedere se bifi e con sai? Se te vuoi dare. Altri parlassero il soprannome. Può stare qua. Allora, a origine, il cognome Bergamin viene dal nome Bergamo, da Bergamo, a origine della regione del Bergamasco. Veneto. I bergamaschi. Chi erano i bergamaschi? Chi era? A mia nonna c'era una bergamasca. Ah sì? Era qui che andava a mondo delle vacche, mia qui, sì. Le come storia quando qui che andava alle vacche. Quando non incomodea dice lo che il nonno. A sei una bergamasca. Ma l'origine là in Drio, il significato di Bergamin, è vaccaro, mandriano, pastore. Bergamin mandriano, l'uomo che tende le vacche del latte nelle montagne bergamasche. Visto?
Proprio così. E diffusione sarebbe cosa? Seccata dei P con il cognome Bergamin nella città di Castelfranco, sempre del Veneto, in provincia di Treviso, e San Martino di Lupari, provincia di Padova, dove che sei Sant'Antonio. Ecco. Tobias, ti ho visto allora? Ti che sì, Bergamin. Ecco, Bergamin. va bene. Così. Dopo torniamo con altre cose, mi va bene i suonatori o chiamiamo i suonatori? Chiamo i suonatori. Suonatori. Qual è la sonata che viene adesso? Panza piena. Panza piena! E l'allegria la vede giovane, e l'allegria la vede giovane, e l'allegria la vede giovane, e non è vecchi e maritas. Ciribiribin domani è festa, ciribiribin non si lavora, ciribiribin collabosa, ciribiribin la trova, ciribiribin domani è festa, ciribiribin non si lavora, ciribiribin collabosa, ciribiribin la trova. L'allegria la vede giovane, e l'allegria la vede giovane, e l'allegria la vede giovane, e non è vecchi e maritas. Ciribiribin domani è festa, ciribiribin non si lavora, ciribiribin collabosa, ciribiribin la trova, ciribiribin domani è festa, ciribiribin non si lavora, ciribiribin collabosa, ciribiribin la trova. Polenta con la fortaia, radici cocci come se mangia, e aiolini con tagliatella, tu che piace, la festa è bella. Se fa la festa sabato di sera, si vede canta la notte intera, giù demora né quel bordello, e il nonno Beppi per sorgar pelo. Buona salute e panza piena, se fa la festa dopo la cena, se fa la festa dopo la cena, buona salute e panza piena. Fortaia, radici cocci come se mangia, e aiolini con tagliatella, tu che piace, la festa è bella. Se fa la festa sabato di sera, si beve e canta la notte intera, giù demora né quel bordello, e il nonno Beppi per sorgar pelo. Buona salute e panza piena, se fa la festa dopo la cena, se fa la festa dopo la cena, buona salute e panza piena. Buona salute, panza piena, se fa la festa a notte intera, cosita-se. E stasera no altri qua se passemos, ridemo, manhemo, bevemo, se contemo, balemo, tutto cosita. Ma una curiosità importante, valti che si piveciotti, avevo ancora sentito dire sora skei, ma che non voglio anche un skei o scarsella.
sono senza skei, ma tasi che non te che skei, quella le pien de skei, perché chi diceva a parola skei per i soldi, per i conti, per i fiorini, perché? Allora Franco Saccardo, che è un collaboratore nostro, un minutino e viene a spiegarvi, Marigno, Roger e Marco, vieni qua che mi dico una storia dopo, per contarvi, netta, scietta, inedita anche quella. Inedita anche questa, Ecco, allora Franco Saccardo e viene a parlare solo all'origine della parola skei, perché chiamare i soldi de skei. Vai. Buonasera amici, buonasera a tutti. Stasera voglio parlarvi di skei. La parola skei è una parola che si tanto parla ancora là nel Veneto, tutti la adopera ancora. Ma ho sentito che anche qua che c'è ancora tanti chi l'adopera e che c'è in certi posti dove chi adopera TP, in altri posti dove chi adopera manco. Ma la parola skei da dove c'è che abbia origine? Quale è la sua origine? Però un'altra domanda, come l'ha fatto arrivare qua in Brasile? Ecco, per cattare risposta a questo bisogna che andiamo nella storia. Eccola qua. Allora, la storia ne dice che nel 1815 si era messo d'accordo la politica e che assegna dei territori all'Austria. Quali territori è che si sta assegnando all'Austria? Che si sta assegnando il territorio della Repubblica Serenissima Veneta, il governo veneto. Allora, dall'Adriatico fin a Bergamo, questo sta il territorio del Veneto, dopo che si sta il Ducato di Mantova e il Ducato di Milano. Questo è il territorio che si sta assegnando all'Austria. L'Austria cosa l'ha fatto? L'ha fatto il regno Lombardo-Veneto. Allora il regno di Lombardo-Veneto va scominciato nel 1815 e che dura fino al 1866. Che lingua è che si parlava qua sotto il governo austriaco nel regno Lombardo-Veneto? Ogni territorio parlava la lingua del suo stato, che già era prima. È stato Veneto, il governo veneto parlava il veneto. Nel Ducato di Mantova parlava il mantovan, nel Ducato di Milano parlava il milanese e il lombardo. Ecco, allora la lingua si resta la medesima, però una roba che si sta a cambiare, si sta i soldi. Allora, in questo regno lombardo-veneto, il ha fatto circolare delle monete austriache. Adesso andiamo a vedergliene qualcheduna. Eccola qua. Questa è una moneta che circolava a quel tempo. Eccola qua. Qua avevamo una moneta austriaca data 1858 che girava a quel tempo. Cosa c'è scritto in queste monete? Qua nella moneta c'è scritto Schei de Munze. Schei de Munze. Cioè immaginate questa parola qua. I veneti che non ha mai parlato l'alemão, che non ha mai parlato il tedesco, trovarsi questa parola qua tutto su un colpo. E già era mia buoni parlare di questo. Cosa hai fatto? I gatti tira via de Munze, che sarebbe de Munze, e i gatti sa la parola scia, ma non ne diceva mia sciai, e diceva in veneto skei, ecco la origine. E ora i gatti tira via il de e de Munze e i gatti sa skei, proprio come che si è scritta, e lui l'ha dita in veneto. Ecco che dà l'origine alla parola skei. Ma se domandiamo allora, ma come ha fatto arrivare sta parola qua in Brasile? Beh, adesso andiamo a capire anche sta roba qua, no? Allora, se noi altri andiamo a vedere le città e le province che faceva parte del regno Lombardo-Veneto, andiamo a capire tante robe. Allora qua, le città e le province più importanti, che anche se venuto qua gente da queste, se Treviso, Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Belluno, dopo che abbiamo Mantova, Brescia, Cremona, Bergamo e abbiamo Milano. Se noi facciamo i conti, se noi facciamo un po' di conti, se partì per venire qua in Brasile, infatti qua in Brasile già nel 1875 già era già qua,
Quindi, qui che sei nati, qui che sei venisti qua, i sei nati e gavi visto proprio sotto il regno lombardo-veneto. Ecco che allora quando chi sei partiti da là, e se ha portato anche la parola che dei soldi che doperava sotto, o delle monete che doperava sotto il Lombardo-Veneto. Ecco, mi ha fatto tanto piacere contarvi anche queste storie qua, queste particolari che dà onore ai nostri vecchi che si venissero qua e a portare la cultura e a portare la storia, e è giusto che noi altri le ricordando la lingua. Ricordiamo anche tutte queste storie. Grazie a tutti di avermi ascoltato. Buonasera a tutti. Ciao ciao. Ciao ciao. Grazie a te Franco, un struconasso del vero cuore. Sempre giuttando il nostro filò. Adesso andiamo a una sonata. Intanto i tusi vieni dentro qua che abbiamo un'altra frottola di quelle del chiodo proprio. Vai coi suonatori. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suono. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono l'italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa e con la crema da barba lamenta, con un vestito gessato solo e la moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia con caffè ristretto, le calzonove nel primo cassetto, con la bandiera in tintorio da 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono l'italiano vero. La 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 la, la 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 la, la 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 la, lasciatemi cantare, ho la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono l'italiano vero. Si suona del buon, eh? Ah sì, siete bravi. Strumentiste di prima riga proprio. De prima riga, proprio così, eh? Volemo che è una frottola. Opa, sì, che è una frottola. Quanti da frottola fosse parlare qualcosetta di sti anni? Sì, parliamo solo il tempo che metteino a fare le cose. Sì. Tipo una chiesa. Ecco. Una casa. Sì. Opere così. Tutto a man. De
mette che una giornata intera per trarre una pianta. Sì, qua a Manerado. Sì. Il nonno so padre del mio padre dice sempre così, che quando andai a fare un lavoro, che in quella mia piccola così, andai a fare un lavoro dopo dice, anche che a finestra là, se sta il Gioan Trevisan che ha fatto, e dice mia quanto tempo che il gatto demorava a fare, e dice sempre chi che l'ha fatta. Sì. E una volta fa tutto con capriccio, con tempo, se che metteva anche una giornata, 2 giornate per fare, e là è fea. Ma te puoi guardare a tua cantina, ma Rostica, qua l'ha fatta anni e fatta anni. a barro, i fea il barro rento tu mastel, i portei a terra, i fea un buso e mettei i porchi per smissiar su. No, com'è che si dice? Rumar su per sto buso, inventei a cose. Ma i sataroni grossi che non si sa neanche come chi ha fatto trarli su, i sataroni delle Il giorno case. era cielo insieme con mio nonno e siamo passati di una famiglia dove in fondo sì, che era una casa che era una umbria di una pianta e che era una nonna che faceva la cesta. Allora mio nonno va a domandare: oh parona, come stiu? Ben ti vai, ecco, ti intontan la nasciante che tu sì, io devo fare le ceste, sono devo fare ceste. Oh, sì, brava, vero? Ma e quante che fette una giornata? Sì. Ah, l'ha detto, se il nonno mi fa il culo, gli fa anche 2 mesi. Ma parlando di sti anni, perché la cesta è a Cavagna è il fondo, le stroppe più grosse e dure. Allora la nonna che aveva mia forse tocca a fare il fondo. Sì. No, tutto era il cool, no? Allora il cool della sesta tocca il nonno farlo e dopo che a sera la nonna andava attorno e finì ella, no? Sì, Era sì. così. Gatto capito, Marco? Dite che mai visto, sai neanche no? che lei io non so. Allora parliamo un pochettino, ma che sono la differenza di questi anni e adesso, ben sgualtin. Sì. Perché che mi, non anti qua colpi di demo di Rassimigna, parliamo di Rassimigna. Perché mi pupà, mi ho 56 anni, mi con 6 anni. Che vecchio, Con 6 anni mi sentiva il pupà che... Sol 56, quanti che si casa credevo che il gas Sol 56 o che na bel che 56 Allora il pupà parla in Rassimigna e mi come testo via che e mi non conosco mi Rassimigna, credito? Per quello che non ti colpi parliamo ma neanche mi dico che neanche Pino va a conoscere. No. Sarà. E allora il pupà allora mi dice chi mi invita a fare un spettacolo, chiamarmi, fare spettacoli a casa vostra, a vostra città. Allora veniamo Mario che Mario. Che scusa allora. Se andiamo altri 3, vieni mais o meno un 3.000 persone, vede meno altri. Ecco. Se vieni Mario, 6.000 persone. Non sta a casa nessuno. Basta che finisse la storia. Allora, sì. poi, quando che parlei andare in Rassimigna, pare che l'era che dicesse andare al Giappone in cui. L'era distante. Immaginarsela. E allora, e dopo le persone di qua, tanta gente è andata a Santa Caterina, Maraviglia, Rassimigna, Coronel Freitas, e no altri, dopo il comunicale era con le cartine. E mi ricordo mie sorelle a sera si sentiva dotte a tole in 2 o 3 e le scriveva la carta. Allora così, con là, e avanti, cioè, ma farmi era un rituale per scrivere una carta. Cada una dà un'opinione, scrivi così, scrivi colà, e del fondo disculpe o male scritto. Signore. Che a maioria delle volte non intendevo che stava là non male scritto. Storie, anche a smorosare, in cui smorosa per il cellulare. Avanti una volta si vedeva Maiore che deve essere sabato, la domenica per poter cattarsi con la totina che si aveva idea di smorosare. Sì, già. E colpi non dia niente giusto. Allora l'unico appari poi per andare a scrivi là, te che scrivi cosa catito te? Sì. E vieni giù, vedi te là. Deo. Ma è storia che non avevamo passato. Cose che ha cambiato. Giusto così. Allora le cose che ha cambiato tanto. A Dilnet, provedore di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, la Migi Plus rason per tutte quante le bestie, tutte le bestie bovine, le pecore, i cavalli, le becche, anche polastri, porchi riproduttore. Allora lo regala la rason giusta per la bestia giusta, e supplementi, e capricciosi.
sti di qua amico visto una reportage sua di loro, ora i porchi, che i porchi i capisse, che le bestie le te capisse. Sì. Non siamo diventati più furbi, ma le bestie anche, è vero. Sì. È così. Allora le bestie le capisse, loro le sa cosa che le vuole. Abbiamo la botta super leve Baspan, il meglio stivale che ha prestante il Brasile, bella. Abbiamo polivalente supermercato che tiene un concetto di essere da famiglia, là di Santa Rosa e Vittoria qua Serafina, va bene, un struconasso a Bibiano Deitos e tutta la sua equipe. La a Santa Rosa va di là, gavi polivalente, guarda là. Abbiamo anche la vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe. Dentro di pochi giorni mi va a Fante. Ah, sì? E va Tor Spumante la confirma ha guadagnato diversi premi sti di qua euro con la Oremos. Lojas Paludo, ecco, Black Friday, Paludo até o final do mês de novembro. 2 camisetas masculinas por R$ 119,90, blusas femininas por R$100, descontos especiais de 20%, 30% e 40% em peças selecionadas, né? Black Friday, Paludo, sua moda, seu estilo. Camilo, un trucão a ti. Anche ai buffoni, a Roselio, a Jair, a Lauro, a Loreno, un saluto a tutti loro là. Abastece questo posto, pensate un bel posto. Ecco, abbiamo la Pian Alimentos, la Son Parcan, gatti e pesci con altissima qualità e alta conversione, proprio così, e anche a Modelo Penei. Tutti qua auti coi Penei da Modelo de Bento Sì, perché senza Penei se vai onda. Finirli, Marosta. Ah, sì, Che ho comprato a Modelo Penei. Ma forse mettili su. No, che mettessi via, claro che finisce. Sono i buon finirli, è ancora nuovi. I miei qui bianchi. Fanno dirti la verità, contarti una bosiga appena perso le tettine. Sai. Ah, sì, Sì, sai che i Penei vieni con le tettine. Ma mai sai del Serafina? Claro che non le fai rassimia per non guastare i Penei. Ringraziamo. Adesso che scoprire. Ringraziamo a tutti quelli che mi hanno aiutato al programma. Dir che Marti che viene né chi? Chico Lemos, Marco, che tu ancora di qualche citata a suonare. Allora me suona, che ho mica una frottola qua. Atas del Ponto, allora Santo Antônio do Palma, Lucas do Rio Verde, Luiz Eduardo Magalhães, Blumenau, Candói, São João. Compara lì, calma, com'è che sei? Candói. Ma dentro che sei? Di che stato? Podemos ver i nostri Josiel. Guarda là dentro che Candói deve essere Paraná. Candói. São José do Polesine, isso aí, isso mesmo. E Criciúma, Ivorá, Pedras Grandes, Carlos Barbosa, Paraná, Cotiporão, Quilombo, Roca Salles, Sarandia, Encantado, Descanso e Formosa. Descanso in Formosa. Guarda qua, non altri podemos venire a casa vostra, até a vostra città, a fare un spettacolo, Demo o no? Sì che demo. Abbiamo il show completo, un show. Là manca niente, manca solo l'invito. Mo vive fuori. Andiamo là, portiamo allegrezza, storie, il giorno 17 andiamo a Barra do Rio Azul. Arriviamo là, si trasforma azul, famo bene rosso. No, che continua è azul, per amor di Dio. Fin là, acho che sapemo, né? Sì, fin là sappiamo se è rosso. Ma allora ascolta, una volta un beve a stasera dei fuori quella del ciucco, cioè. E allora la sodona ha detto così, sai che famo gli anni di maridai? Quanti anni? 10 anni di maridai. Cioè allora lui, sì, ma se becchi 10 anni siamo maridai, sì. L'ha detto negro, perché chiama negro, negro, cosa dici tu ti devono altri invitare un per dei vicini e coparsi 2 gai o un porchetto, qualcosa così. Demo che colpa che le bestie per la matita che abbiamo fatto noi. E niente per vedere le galline e i gai con la matita matita adesso maridai. Ma allora lui il fe agli anni e allora voleva fare qualche festina anche a lui e la sera mia non a sera e un diga tolto su una ciuca
che domenica poi anni, domenica vuoi invitare i miei amici qua a casa, domenica su una festona qua a casa mi lo vuoi e ciò allora dato il paese bevi che ti bevi che la no contra va a te sì. Le donne sempre del contra sì. Ma la vostra donna è la del contra, la mia sì, la tua sì, la tua la mia no e vostre le donne siete il contra. Una volta ritornai da un baile ritorno di un baile a cavallo sì. E loro a cavallo lei fa su una baruffa il casale e lui a piedi e la a cavallo ciò a Rio Alto e allora salta tutto il cavallo che ha detto traverso che Rio quando sta mia te godito che Rio le è alto no lo traverso ben ti si teimoso attraversa allora l'ha che ha fatto 2 passi con intesa ciò che n'era una muccia di gente lì intorno col ciaretti la correntesa la menata dopo Rio ma ha fatto più vista ciò allora il cuore in su se che mi la ciappo, ma no, l'è andata in do e che ha detto se la va a favore sarebbe la prima volta. Una ben cortina che mi dice sì, dico io che finiva mia. Ah, mia finia? No. Allora dai, finisca. Allora c'ho sto ciucco andato in paese e con sta donna e vuoi fare la festa anniversario? No, e vai, ciò. Finché la cadete posto, fai quel che ti vuoi, non dico più niente, cioè. È così, fa quel che vuoi mi. Cioè, ciucco via per quando ero in tutte le botteghe, cioè, devo domenica, poi anni, ti viene a festa del casamento, capito? Ah, invitea. E via passare, Marco, anche ti Marco, domenica festa del casamento. Vieni qua, gaita. E via, cioè, vai, là nella chatta, catena vecchia postata, catena, festa del casamento, quanta festa, poi anni, no? Ecco, c'ho là nella chatta, parte qua e parte là, va in tutta accesa. Riverendo accesa, sai che gli uomini a destra e donne a sanca. E altri signoriti qua, tutti convidati per festa d'anniversario, anche altre donne, non gli altri con la faccia lì, tutti quanti convidati. E quello è il prete Andrea confessare, del confessionario il 20 persone sente un baccan e gaspia persone il confessionario e ti si devo cagare là se sapevi via questa cosa, vero Marco? ma pensa a cena rento accesa. Ma Rostica, ma questa qua stamattina uno mi ha contato, ma lei ha detto che è vera, 2 parenti miei che piange certa bottega c'ho e un che lo chieda José. No, José Garidesto perché era parente che piaceva. Ma allora un l'idea via sempre a onde che l'altro poi te plumf caschea. Sì. Perché cada ciuco ha un comportamento che ne di quei che sfarsa bene che ne di quei che casca mi desligo, sai Odoardo che nei purganti che ne che quando gli sinceri noi parla quando chi ciuchi vira devogati è vera. La salonga. Ma infatti, allora c'ho la cacatata su e in a casa così e in qua e di repente pete plofete. E quel che era ciù, ma conseguia mantenersi che a dimanga a star che mi ti paghi al trattamento per andare a trattarti a Bento Gonzalez. Con la lingua grossa così e lunga stasera sì storia dei ciucchi mi va a bando i suonatori di dire ciao anche a loro e vatti in via Fogo. Chiediamo ciao allora alla nostra gente anche scusare delle ostacole no ma lei può scherzare o mal iscritto o mal parlato. José grazie. José vai vede cosa perché no ma dopo vi dai tirare l'Olimpo a tutti quanti un struconasso. Segura, calma. Antes de definir, para encerrar, agradecemos em nome da equipe a vocês ter saído de casa e vir até
a nossa humilde residência qua em Cantina e abrilhantar o nosso Filó. Então, agradecimentos. Mais uma vez, vamos falar da dupla e os contatos. Tobias, diga lá. Vamos falar, então, pro pessoal que está em casa, que com certeza gostaram. Eu espero que sim. A dupla é Beto e Tobias no Instagram. E também os Instagrams pessoais, que o meu é Tobias Kemerich. E o dele é Beto Malheiros. Se é difícil de pronunciar, calcula, escreva. É mais fácil do que parece. E é isso aí. Então tá. A dupla é essa. E a gente toca baile gaúcho, baile italiano, filó. Casamento, bailão, separação. Casamento, separação. A gente se apresenta na Maria Fumaça diariamente, né? Olha só. Estamos à disposição do pessoal aí. Sertanejinho novo também, sai. Bem velho também, sabe? É? Sim. Uma palhinha de um sertanejo bem antigo, clássico. Pra cantar? Vamos fazer Pode ser? Ou só uma palhinha, vamos ver. Viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Tabuado, lá conheci uma morena e me deixou amarrado. Deixei a linda pequena, por Deus, confesso desconsolado. Mudei meu jeito de ser, bebendo pra esquecer 60 dias apaixonado. Paixão. Muitíssimo obrigado. Obrigado, muito Marasco. sucesso para vocês. E quem sabe uma próxima oportunidade, né? A gente agradece a você, a toda a equipe, a todos os meninos aí, a tua família que nos recebeu com tanto carinho aqui na tua residência. Vá bem. Um abraço, obrigado, valeu. Grazie. Foi. Quel mazzolin de fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin de fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin de fiori che vien dalla montagna, e guarda bien che non si bagna, e lo voglio regalar, 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 regalar. Lo voglio regalare perché è un bel massetto, lo voglio regalare perché è un bel massetto, lo voglio regalare perché è un bel massetto, voglio dargli a mio amore questa sera quando il viene, 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 quando il viene. Stasera quando il viene sarà una brutta sera, e stasera quando il viene sarà una brutta sera, e stasera quando il viene sarà una brutta sera, e perché sabato sera chi non le vengo da me, da me, da me, da me, da me. All'alba quando spunta il sole, nell'Abruzzo tutto d'oro, le prosperose campagnole discendono di vani fiori. Oh campagnola bella, tu sei la reginella, negli occhi tuoi intrecciole, del colore delle viole, delle balle tutte in fiore. Se canti la tua voce, un'armonia di pace, e si diffonde e dice, se vuoi vivere felice devi vivere quassù. E quando è festa del paesello, con la sua cesta se ne va, trotterellando la sinella,
la porta verso in la città. Oh campagnola bella, tu sei la regina, negli occhi tuoi tenciole, del colore delle viole, nelle valli tutti. Se canti la tua voce, un'armonia di pace, e si diffonde e dice, se vuoi vivere felice devi vivere quassù. Grazie, grazie, grazie. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! Me dá! Toma! A minha vez! Não é nada! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.